Allora amici, guardate questo video per intero perché se volete poi commentare, lo so che voi juventini commenteranno come ti permetti, l'arbitraggio era contro di noi. È un processo questo video, cioè c'è tutto il progresso della partita con le reazioni a caldo che quindi possono essere poi diverse alla fine, il commento alla fine dopo la partita, quindi enjoy. Ma io lo so che voi state pensando, magari fai video in Coppa Juventus, rosicate voi tifosi juventini che adesso credete che io faccio i video della... No, io sto guardando Rahamani, Raramani. L'ho detto in tutti i modi, uno sarà giusto. Non mi interessa la Juventus. Però ho sentito i telecronisti, perché io l'ho messa. Ho sentito i telecronisti, dice che il Verona sta... Ma è appena iniziata. Ragazzi, siamo in vigilia di campionato. A me mi dà fastidio che Ronaldo mo tiene un codino come mio e mi dà fastidio. Ma mi tagli i capelli, vuoi vedere? Facciamo così, guarda. Amrabat. Vabbè, non è nostro, non ci interessa. Però che personalità. Pazzo! Che fa? Se ne va, Sar? Vedi. Noi dobbiamo tifare Juventus oggi, vi rendete conto? Quando è stato? Poche ore fa dovevamo tifare Fiorentina. Mannaggia, come mamma fatta a perdere la Fiorentina, che sono così vulnerabili. Adesso si tifa Juventus perché siamo troppi in quella zona di Europa League. La Champions è troppo lontana. È andata a mani come salta su Ronaldo. Classica azione sarriana, guarda. 5-6 tocchi tutti di prima. Gioco corale, una grande movimento senza palla. Dai e vai, la sponda con il muro. Mamma mia, Rabiot è una chiavica. Quando è stata Pavard, gratis però con le commissioni, con gli stipendi. Salemme, e fammi una pizza. Abbiamo stabilito con i miei amici di Napolism Clan che Vincenzo Salemme hanno fatto i vari meme con pazziata. Ma che è successo che qua c'è poco da vedere? Ma che è successo con Bugo e Morgan? Mi fate capire nei commenti, perché io non... chiaramente non ho seguito, ma stare su Facebook significa sapere tutto del... Ma veramente stiamo facendo? Sui calci piazzati hanno De Ligt, hanno Bonucci, hanno giocatori che saltano. Ronaldo che salta più in alto del drago di Game of Thrones. Ma veramente stiamo facendo? Capite con loro Verona sul calcio piazzato? Signori, voi dovete vincerle queste partite. Ma a mani basse. Mannaggia. Guarda che attesa. No. Siete fortissimi! Ragazzi, siamo a 5 minuti. Fuori gioco. Lo possiamo rivedere, sì? Con quelle linee immaginò. È fuori gioco. Se è fuori gioco, è fuori gioco. Bene così. Forza. Non lo riesco a dire. Però va bene così. Non lo fa rivedere perché non lo possiamo rivedere. Però vabbè, non lo rivediamo. Fidiamoci perché il Verona deve perdere. Noi dobbiamo scavalcarli. Adesso stanno forgiando le immagini del fuorigioco, perché non è possibile che non ce lo fai rivedere subito. Ma a noi va bene, Lo dico prima. Mamma mia, Rabiot, che scandalo. O potremmo vedere su fuorigioco. Guarda che con Photoshop io lo faccio in un attimo. Non sai da vedere su fuorigioco. Mamma mia, quello cade da solo, si lancia... Mamma mia. Ma Rosta, è il braccio in fuorigioco. Ah, schifezza. Il braccio non è considerabile in fuorigioco. C'è la spalla di quell'altro. Mamma mia, ragazzi, voi siete dei geni del male. Mamma mia. Siete bellissimi. Un bacio. Nei momenti in cui voi andate in difficoltà. Bello Pjanic. Voi lo dovete capire che a noi ci sta bene questo risultato. Mamma mia, come siete scarsi. Mamma mia. Guarda là che schifo. E fallo su Raman. Mamma mia, ragazzi. No, io rido, ma perché voi dovete capire la mia situazione. Io devo tifare Juventus oggi, stamattina, caro, perché il Verona ci dà fastidio. E quindi va bene così. Evviva il VAR. Evviva gli arbitri. Vogliamo rivederlo? Mi mandano le immagini, vedete? Non si vede. Guarda che non si può, Cioè quello dipende da tu come fai la linea, lo spessore della linea, perché quello la spalla di quello della Juve
è in linea con quell'altra spalla, ma questi millimetri, ma dove li vogliamo, da dove li vogliamo pescare? Se considerate il braccio non si può considerare in fuorigioco perché il braccio non è parte giocabile del corpo, quindi il braccio non si considera, vogliamo considerare il sudore? Il sudore della spalla di Kumbulla era più... Voi siete straordinari. Nel dubbio non si chiama! Nel dubbio non si chiama. Oltretutto, voi non seguite il football, chiaramente, ma nel Super Bowl ci sono state varie occasioni dove il coach della squadra avversaria ha chiamato il challenge, il famoso challenge. Ora, quando tu chiami il challenge, da regola, da regolamento, se c'è il dubbio, il challenge non va, nel senso che deve essere scagionato dalle immagini in maniera inequivocabile. Ok? Se non è inequivocabile, dopo tu aver visto le immagini un paio di minuti, ancora non sei in grado di stabilire, resta la decisione iniziale dell'arbitro, che tra l'altro parla al pubblico, parla in televisione, hanno i microfoni e parla a tutti quanti. La decisione non è stata chiarita dal video, di conseguenza vale la decisione iniziale dell'arbitro. Se vogliamo un calcio un pochino più pulito, allora dobbiamo fare queste cose qua. Dobbiamo adottare le regole dagli altri sport che funzionano e nessuno si lamenta, perché nessuno si lamenta. Altrimenti facciamo queste cose qua. Va benissimo, millimetro. Disegniamo la linea blu un pochino più spessa. Perché quella che... ma finito. Siete straordinari. No, ma scrivete, io vi lascio. Solo che credo che stavolta non vi risponderò a tutti, perché dite sempre le stesse cose. Non sapete io come la penso perché gli altri video non li avete visti. Credete che io faccio solamente la cosa anti-juventina e invece non è così. Io sono stato il primo a dire che il rigore di Mertens non c'era. Però sottolineo che non c'era nemmeno quello di Zielinski. Sono stato il primo a dire che alcuni rigori che il Napoli doveva avere si potevano anche non dare, perché nell'episodio singolo c'è sempre la doppia interpretazione, va benissimo, ma è l'andazzo che è diverso. È l'andazzo, perché questo fuorigioco qua, se lo segnava la Juventus, non lo andavano a controllare. E mi potete dire quello che volete voi, ma non ci sono episodi che dimostrano il contrario. Nei momenti decisivi, ascoltatemi bene, perché qualcuno potrebbe dire ma il gol annullato a Ronaldo per 1 millimetro in fuorigioco, quello è l'inizio del campionato, signori. Lì non è un momento decisivo, adesso è un momento decisivo, che la Lazio è in forma, che l'Inter ti sta sotto. All'inizio voi raccogliete episodi in cui vedi, anche la Juventus è penalizzata, in modo tale che poi tirate le somme, ma nei momenti decisivi del campionato, quando poi ci sono le coppe, voi fate cagare, e questa è la verità, e quindi avete bisogno di una mano, e vi capisco pure, spendete tanti di quei soldi, qualcosa in ritorno lo dovete avere. Sono veramente poche le partite in cui non c'è almeno 1 o 2 episodi discutibili. Poi ci sono anche gli episodi clamorosi. Questo non è clamoroso, questo è discutibile. Ma sono pochissime le partite della Juve dove non ci sono episodi discutibili che pendono dalla parte vostra. Quindi, mamma mia, questi perché sono scarsi, ma altrimenti dovevano stare già 3-0. Ma voi vi rendete conto? Dovete ammettere che siete in difficoltà, che siete una squadra, nonostante tutti i campioni, che non ce la fa. Anche con l'allenatore buono, rispetto ad Allegri, non ce la fate. Dovete smetterla di dire ma comunque siamo i più forti. Anche l'altra gente deve smettere di dire sono comunque i più forti, quindi vincerebbero lo stesso. No, gli attaccanti del Verona fanno schifo Cess, questa è la verità. E Ramani lo ferma. Ma che schifo, che sfortuna. Manuccia fatto apposta, in teoria si dovrebbe ammonire, ma lasciamo stare. Non lo ammonire. Pardo, smettila! Segna 50 gol contro la Lituania, è normale che tiene questa media se metti la nazionale compresa.
Siete proprio disonesti. Oltretutto, amici, ho visto le impressioni, sono 10.000 views singole. Vuol dire che ci sono 10.000 persone che guardano i miei video e non si sono iscritti. Non mi volete bene. Non lo so, o siete 9.000 juventini che si guardano i miei video per andare in freva e quindi capisco che lo juventino non si iscrive perché magari va in freva. Ma gli altri, un like è gratis, una iscrizione è gratis. La campanella capisco che è come se fossimo fidanzati se cliccate la campanella, ma il resto si può fare. Ma oltretutto sbaglio o il VAR, i protocolli VAR avevano stabilito e c'erano le proteste di tutti che praticamente per roba di millimetri, di centimetri si doveva lasciare correre perché altrimenti diventava troppo freddo il fatto? Ricordo io male? Ho trovato. Vedi, si cambia il VAR, nuova regola sul fuorigioco, ma io vi leggo: VAR e tolleranza sul fuorigioco in realtà non cambia nulla. Mi smentisco da solo, apparentemente. Considerate che bla 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 bla, ma in realtà non cambia nulla, bla bla bla. Già ora il margine di errore implicito nella riapprovazione del VAR e del fuorigioco viene considerato e scongiurato. 2-3 cm di rischio, quindi facciamo pure 4-5. Quindi già adesso, quando il VAR rielaborano coi tecnici le immagini attraverso il sistema grosse, ne tengono conto, e se i due vettori che si identificano alla linea sono vicinissimi, quasi attaccati, non correggono la decisione presa sul campo. E allora non aspettiamoci nella ripresa del campionato nulla di diverso da quello che abbiamo già visto. È chiaro? Ed è niente di diverso. Rabiot è proprio una chiavica, lo stabilisco ufficialmente. L'ho stabilito. Mamma mia, è come una chiavica il Verona in attacco. Ma perché è così? È così. Salemme, non vi permettete, non vi permettete di chiamare questo rigore perché c'è il fuorigioco prima. Non vi permettete. Oltretutto siamo un'altra volta col gomito. Non vi permettete. Non vi permettete proprio. Maronna mia. E c'è un grande rigore là. Ma lasciamo perdere. Non me lo fate rivedere. Non lo voglio rivedere. Guarda Quadrato come entra. Mamma mia. Mamma mia. Comunque adesso è il momento che la Juve la sblocca e il Verona muore, perché comunque 3 partite in 5 giorni, quando ne hanno giocate, hanno speso troppo e hanno raccolto niente, per un motivo o per un altro, e adesso siamo che è? 63esimo, come la morte, ve lo dico. Il gol della Juve è sentenza. Non possono resistere così tanto, capisci? Eccolo là. Io perché le bollette non me le gioco. Le giollette non me le boco. Bene così. Ramani, la prossima volta non fa niente. Non ti giudichiamo per queste partite qua. Sta tutto a posto, Ugolino, se si mantiene. Ma io così, ma veramente non ci conviene. No, ma mo lo fa, c'è ancora tutto il tempo per recuperare. No, mi ero distratto perché stavo guardando le immagini del rigore che non le abbiamo viste prima, quello di Quadrato. Beh, si può discutere, ma poi ne discutiamo. Ah, attenzione, gioca. Caduto da solo, anzi dovevi ammonirlo. Stiamo rivedendo l'intervento precedente di palla da parte di Piani, 1 contro 1. Dai, chiamalo un fallo a Quadrato una volta. Il Verona è stoico, considerando quanto sono stanchi, la partita che stanno facendo. È un peccato che la devono perdere, veramente. Perché sto diventando tifoso del Verona, che quelli ci odiano? Ragazzi, ma volete battere il Verona? Forza! Gli aiutini abbiamo avuti. Il rigore su di Quadrato un po' dubbio, il fuorigioco un po' dubbio. Ma volete fare un pochino il vostro dovere? 83esimo, dai. Non possiamo avere il Verona a questi punti avanti. Che re? Gesù. Voglio vedere pure io, non si vede. Ah, Bonucci proprio col pugno. Un pallone pesante all'85esimo.
Il tocco verso Quadrado. Ah, si è tuffato! Lo devi ammonire! Non fare così, lo devi ammonire perché il tuffo di Quadrado è dato a 1. Se ti giochi 10 euro sul tuffo di Quadrado, vinci 10 euro. Proprio Ladison, la slealtà, l'ho detto in un altro video. È la slealtà. Cercare di ingannare l'arbitro fino alla fine. Ragazzi, voglio Kumbulla, non voglio più Rahman. Quindi Quadrado fermato, si gioca. Perché si butta Quadrado? Basta! Basta tuffarsi nelle piscine di questo gioco del calcio. Niente, non ce ne va bene una. Non ce ne va bene una. Quando guarda Vincenzo Salemme come è contento. Nonostante il taglia e cuci, il video è risultato di più di 15 minuti. Quindi se l'avete visto fino alla fine, io vi ringrazio. Questo aiuta me a continuare a fare questi video. Lasciate un commento sotto con tipo hashtag Juric Salemme. E così capiamo che siamo tra di noi. Forza Napoli sempre. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Gli Juventini, se vi volete sfogare, sfogatevi. Se siete educati magari vi rispondo pure. Se no vi lascio proprio aperto. Tanto il video sale, pompa. Vi vedete di più più voi che i tifosi del Napoli, quindi a me va bene, va benissimo.